O no? E quindi questo. Allora andiamo alla riforma elettorale, perché oggi sto sistema qua ha creato che non è solo la Lega che ha i cerchi magici, ogni partito ha il cerchio magico e ogni leader ha il cerchio magico. Se tu sei, e allora i cerchi magici possono essere che uno sia attorno di persone intelligenti, può essere che sia attorno di rufiani, può essere che sia attorno anche di persone che alla fine sono anche brava gente, ma siccome il capo non gli dicono niente al capo, perché se no non mi mette in lista, capito? E viene fuori i disastri che stanno venendo fuori. Allora su questo io spero che riusciamo a cambiarla e che riusciamo a ridurre i parlamentari. Allora l'accordo è 200, so che è poco, ma da soli non ce la facciamo, quindi abbiamo trovato questa questione: 250 e 500 deputati e 250 senatori, mi pare che insomma su questo c'è l'accordo, è già stato fatto il voto in commissione, quindi arriverà in aula. Sulla questione della legge elettorale si aveva trovato una quadra, ma dopo la baraonda di questi giorni sta nascendo questa idea del semipresidenzialismo alla francese, che noi avevamo paura che sia un gioco, ma che qualcuno dice andiamo a vedere, ma non vorrei che ci capitasse come quella volta della bicamerale che ci troviamo a metà del guado e poi alla fine non portiamo a casa la riforma e magari voi ci direte ci avete preso in giro, perché noi rischiamo sta cosa, perché non hai un interlocutore, perché dopo le elezioni che ci sono state dall'altra parte sembra la disfatta di Caporetto, cioè non hai un interlocutore, uno dice una roba diversa, cioè oggi abbiamo fatto la riforma della legge sul lavoro, il relatore era insieme con Treu Castro, che è il braccio destro di Sacconi. Beh, Sacconi non l'ha votata, andate a vedere le dichiarazioni perché dice che è poco, troppo poco. Pera non l'ha votata, sì, non ha partecipato alla votazione. Pera, neanche lui non l'ha votata, ha detto io non posso non votare la fiducia al governo, ma solo perché non voto la fiducia al governo, ma sulla sostanza, andate a vedere le dichiarazioni e dico, cioè fatemi capire. Quindi immagina quando tu arrivi a questioni cruciali che non sai chi è l'interlocutore, quindi potresti trovarti a non chiudere. Voglio dirti che appunto ora il 40% di noi non so se vanno a votare più, arriveremo al 50%. Lo so, lo so, ma però fate voi qualcosa. Sì, ho capito, ma noi facciamo quello, io ti dico, quella che è la situazione, cioè tu pensa di mettere la nostra, devi essere anche da noi non abbiamo il numero per fare l'operazione da soli, e quindi questo è il discorso. La questione che pone, e quindi su questo non c'è tabù sulla Costituzione, vorrei che non si giocasse con le bandiere sulla Costituzione, perché vi posso garantire che più la leggo la Costituzione, più la trovo attuale in certe questioni, e non vorrei che la giocassimo sulle questioni dell'ultimo momento, perché è pericoloso. Quindi su questo voi immaginate se avessimo avuto una situazione diversa con quello che è capitato e che abbiamo alle spalle. Quello che è capitato nei mesi di agosto, settembre, ottobre, quello che è successo grazie che Napolitano è riuscito a condurre a questo tipo di ragionamento, siamo riusciti a trovare una soluzione di un certo tipo. Non è mica un dettaglio da poco. Quindi rispetto a questo stiamo attenti, perché se la giochiamo per questioni, per dire che non possiamo innamorarci, in Francia è andata così, quindi io sono da sempre per il doppio turno, da sempre. Mi preoccupa il fatto che qualcuno che non c'è mai stato adesso ci è diventato di corsa, dico ma com'è? Le riforme non si fanno perché si cambia, ci si trova in tre al bar e dice beh proviamo, sto parlando di robe serie che poi, e quindi su questo penso e spero che si possa trovare una soluzione intelligente, più possibile e razionale al di fuori del gioco delle bandiere, ma la vedo difficile, vista la situazione. Gabriele,